Di nuovo in diretta con lo scrigno, stiamo parlando di un sacco di cose, non vi dico quale in particolare perché non saprei quale scegliere, non saprei scegliere fior da fiore. Vi ho detto che nello scrigno di questa settimana c'erano moltissime cose, ne abbiamo una che è anche singolare se si vuole, no? Piero Favero, Reizia, Dea dei Veneti. Prego. Un libro che tratta di mitologia. Tuttavia mi sono valso della collaborazione della Barbara Bacchetti per cercare delle connessioni con le tradizioni popolari. E sono emerse... Ed è l'unica connessione che ha con la Barbara Bacchetti. Beh, ce ne sarebbero altre. Prego, prego. Ecco, ad esempio, in tutte le parti del mondo, in occasione delle festività stagionali, vengono fatti dei falò. In Friuli, tuttavia, i roghi della mezza quaresima e dell'Epifania hanno un carattere peculiare, sono cioè associati con una figura femminile, la femenute, la femenate, la veccia. Questo permette di tracciare un parallelo con l'epoca arcaica, prima dei Romani, prima dei Celti, quando il Friuli era entro un'area di culto matriarcale e si accendevano dei roghi alla dea Reizia. Ho capito. Senta, se non ho capito male, lei in pratica con questo suo testo va un po' a contestare l'idea che qui ci fossero i Celti e basta, mentre prima non ci sarebbe stato niente sostanzialmente. Bisogna fare una premessa. Il culto di Reizia, non soltanto in Friuli, ma era anche in Veneto e in Slovenia e fino al Danubio. Nella cartina vediamo che la Venezia, attraverso il passo di Resia, continua nella Rezia, oggi Tirolo, nella Rezia Secunda o Vindelicia, oggi Baviera, fino al confine con la Svizzera, dove c'era un grande lago chiamato Veneto Lacus. Ecco, quest'area era abitata tutta da popolazioni venetiche. I Carni invece sono un altro mistero. C'è chi dice che parlassero una lingua celtica, c'è chi dice che parlavano una lingua slovena. Secondo alcune fonti storiche sono migrati dalla Svizzera, secondo altre fonti sarebbero residenti da epoca immemorabile. Di sicuro hanno dato il nome alla Carnia, che in epoca romana andava fino al mare, e anche alla Carinzia in Austria e alla Carniola in Slovenia. C'è da aggiungere? Sì, prego. No, una curiosità che forse può interessare anche al pubblico. Lei dice che nell'area rurale e nel Parlamento di Aquileia, del Patriarcato di Aquileia, si parlava lo sloveno. Sì, ci sono delle testimonianze storiche che in epoca medievale lo sloveno in campagna era più parlato rispetto al friulano, mentre invece nelle città, per esempio ad Aquileia, ha parlato di più il friulano. Noi sappiamo che la campagna è più conservativa, quindi diciamo è un indice che lo sloveno perlomeno era presente da lungo tempo in regione. Ho capito. Senta una cosa, un altro discorso è appunto questo dei Celticani, quindi questa era terra di Veneti sostanzialmente. Prima era terra di Veneti, poi sono arrivati i Carni e poi i Romani. E poi i Romani. C'è da dire che di documentazione scientifica, archeologica in merito ai Celti non c'è molto, diciamo c'è uno squilibrio rispetto a questo territorio vasto che ha preso il nome dai Carni, e le testimonianze archeologiche e scientifiche di una presenza celtica. Ecco, sì, possiamo dire comunque che in epoca romana già c'era qui una società multietnica, perché c'erano i Veneti prima, c'erano i Celti, c'erano i Romani. Va bene, io vorrei solo concludere con la dea Reizia, riallacciandomi al culto delle acque, che era strettamente legato a questa dea in quanto i suoi templi venivano eretti in prossimità della riva dei fiumi oppure in isole al centro di un lago, e il culto prevedeva libagioni di acque salutifere, immersione in sorgenti termali. Come dea della natura aveva per animale sacro il lupo e l'anatra. Una cosa che ho visto nel suo libro è che in Veneto c'erano le aguane. Sì. E in Friuli les?
Agane. Bravo.